assegnato all'ASL e poi l'ASL Cagliari l'ha assegnato a me. In qualche modo un progetto molto, come dire, è stato un onore, diciamo, condurlo, ma vi assicuro che è stato anche un grosso onere, molto impegnativo, di essere sollecitati, diciamo, da comuni. Poi ci rendiamo conto che in qualche modo non tutti. Allora, dottor Diana, ci può illustrare i punti salienti di questo progetto? Prevenzione, il progetto intanto si chiama? È un progetto appunto che si chiama prevenzionesardegna.it, è un progetto del Dipartimento Nazionale Politica Antidroga che è stato assegnato dal governo alla Regione Sardegna e poi la Regione Sardegna, l'assessorato, l'ha assegnato all'ASL Cagliari. Il progetto ha tanti obiettivi, principalmente chiaramente è nel titolo, no? Fare prevenzione. Fare prevenzione oggi significa in qualche modo intercettare il più presto possibile o impedire l'utilizzo alle prime esperienze, perché l'età media dei primi contatti con le sostanze si sta abbassando. Alcol, nicotina, cannabinoidi, da che età parte? 10 anni. Secondo la vostra esperienza da che età parte? Beh, noi vediamo anche ragazzi che abusano di cannabinoidi che hanno 12 anni, quindi è un'età, e tra l'altro più precocemente avviene l'incontro con le sostanze, maggiore è il rischio che si creino dei problemi, dei disturbi anche psichiatrici, quindi questo è il problema. Il progetto era finalizzato alla diffusione di un numero verde al quale hanno disposto e rispondono tuttora degli operatori molto preparati e in grado sia di ascoltare la richiesta, il bisogno, diciamo, di chi telefona, sia di orientare verso, ripeto, un progetto regionale, quindi in qualche modo siamo in grado il progetto di orientare le persone verso il posto giusto da qualunque angolo della Sardegna chiamino. Naturalmente il progetto però non si è limitato al numero verde, siamo andati proprio perché fare prevenzione della salute, è meglio parlare anzi di promozione di stili di vita sani, significa incontrare i ragazzi il più precocemente possibile, per cui siamo andati nelle scuole, in moltissime scuole abbiamo incontrato veramente centinaia e centinaia di ragazzi, sia a scuole medie inferiori sia a scuole medie superiori, ci siamo incontrati con gli insegnanti, ci siamo incontrati con i genitori, in qualche modo abbiamo avuto diversi interlocutori, proprio perché quando si fa promozione della salute è bene farla a tutti i livelli. Tra l'altro, una cosa di cui ci siamo resi conto, lo sapevamo già, che oggi anche quando un ragazzino è grande, magari anche a un livello culturale adeguato, magari usa sostanze senza sapere bene che cosa sta usando, che effetti possono avere e via dicendo. Qualche numero ce la può dare? Beh, posso dirle questo, che il 20% delle persone che hanno chiamato il numero verde chiamavano per problemi di gioco d'azzardo patologico. Scusi, il 30%, il 20% chiamavano per problemi di cannabinoidi, il 16% chiamava per problemi di alcol, il 13% chiamava per problemi di poliabuso. Questo è un altro fenomeno emergente, cioè i ragazzi oggi non usano più una sostanza, ne usano molte, spesso associandole in maniera diversa, cioè associando per esempio una sostanza deprimente con una sostanza stimolante, quindi anche con la difficoltà di capire quali possono essere i possibili effetti a livello cerebrale, perché poi comunque come dire, il destinatario di queste sostanze è sempre il cervello, che può riportare anche dei danni anche abbastanza importanti. Siete riusciti insomma a salvare qualcuno, nel senso riportarlo sulla... L'obiettivo di questo progetto era quello di orientare in caso di necessità le persone verso i servizi nel più breve tempo possibile. Sì. Quanto è costato? Conosce i costi? Ma il progetto è un progetto che va avanti da più di 2 anni ormai, è stato finanziato con 200.000 euro, ma dalla Regione Sardegna? No, o dal Ministero? Dal Ministero della Salute, Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga. Abbiamo provveduto a pubblicare tutta una serie di opuscoli che sono stati distribuiti a tutti gli studenti della Sardegna, a tutti i medici della Sardegna, a tutti i comuni, cioè proprio abbiamo fatto una diffusione massiccia, poi manifesti e via dicendo. In questi opuscoli ci sono delle piccole pillole, diciamo, brevi informazioni sulle sostanze e poi tutti i numeri di riferimento dei servizi, sia dei servizi pubblici per le dipendenze sia delle comunità. Quando è prevista la
la conclusione del progetto? Ma il progetto sta concludendo, ora la Regione, l'ASL deve valutare se è il caso di replicarlo, di chiedere ulteriore. Di sicuro oggi dobbiamo puntare molto sulla promozione della salute. La prevenzione, il risparmio, Certo. per lo Sì, il problema della prevenzione è che comunque i risultati non si vedono subito. Bisogna essere lungimiranti, bisogna lavorare per anni, perché fare prevenzione soprattutto nell'ambito delle droghe significa cambiare soprattutto il modo di pensare delle persone, dei ragazzi. Ed è un lavoro che va fatto a tutti i livelli, perché oggi a volte ci capita di vedere anche dei genitori che rispetto per esempio all'utilizzo dei cannabinoidi che fanno i loro figlioli non sono assolutamente preoccupati, perché ormai passa quasi l'idea che le canne non fanno male, ma non è così nel modo più assoluto. Grazie dottore, molto gentile.